Ancora un pareggio per l'Itas Mutua Rovigo in casa contro il Castelfranco nella prima giornata di ritorno della Pur Salvezza. 11-1 il risultato in gara 1, finita per manifesta l'ottava ripresa con un walk-off home run di Nick Moreale. E diciamo che la gara 2 è finita 13-9, ma il Rovigo ha sofferto tantissimo un brutto inizio con tanti punti segnati nelle prime 4 riprese. La rimonta fino a -4 e anche -2 c'è stata fino all'ottava ripresa, poi nulla da fare per la formazione rodigina. Un pareggio che mantiene ancora intatte le speranze di salvezza non solo del Rovigo ma anche di tutte le altre 5 compagne di viaggio, in quanto tutte le squadre, unico girone in Italia, è a pari, sostanzialmente diviso tra una partita da recuperare in più o in meno. Impegno prossimo per la formazione di José Soto è sabato prossimo a Cervignano, gara 1 alle ore 11, gara 2 alle ore 15:30, la salvezza passa in terra friulana. Da rilevare che in settimana, nel weekend, è stata ospite del Rovigo una selezione USA di softball, con la quale la formazione di softball giovanile rodigina, rinforzata da alcune ragazze della zona di Bologna e della zona di Padova, si è confrontata. Un'altra manifestazione internazionale a corollario proprio dell'attività del baseball e softball rodigino. Francesco Aluffi, coach dell'Itas Mutua Rovigo. Oggi giornata lunghissima, 2 partite molto lunghe, punteggi favorevoli per 11-1 a Rovigo e poi 13-9 per il Castelfranco. Insomma, continua una corsa alla salvezza che ci vede praticamente tutti insieme. Sì, un campionato è una seconda fase molto equilibrata, giorno per giorno ci stiamo giocando questa salvezza tanto auspicata e i sintomi sono buoni. Ovviamente ci sono alcune partite in cui siamo un pochino più determinati, altre in cui riusciamo a fare buoni punteggi ma non riusciamo a essere così determinati. Un campionato ancora lungo che si svolgerà e si deciderà giornata per giornata, quindi ogni giornata sarà importante per riuscire a salvarci. È un Ferragosto che Rovigo, come anche altre squadre, passeranno in campo e sabato affronteremo il Cervignano. Mancano 4 turni alla fine di questa Pur Salvezza. Insomma, come si presenta Rovigo? Ma sono 8 partite determinanti, ogni partita sarà importante per noi, cercheremo di giocare sicuramente aggressivi da subito come oggi. Il Cervignano è una squadra del nostro livello con cui abbiamo avuto 2 buone partite all'andata qua in casa da noi, quindi giocheremo giornata per giornata, partita per partita. Cervignano cercheremo di vincere la prima subito.